Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su The Sims 3. Allora raga, siamo qua, ho creato il primo personaggino, il Comendone veneziano chiaramente, ho fatto un po' così, allora diciamo, ora vediamo un attimo. Allora, nome Comenda, cognome veneziano, sesso maschio, età giovane adulto, pelle chiara, qua mi sono fatto super definito perché, cioè dai, almeno nel gioco cerchiamo di essere super definiti, dai. Poi, cosa ho fatto? Capelli biondi, occhi celesti, mi sono messo le lenti a contatto, pim pum pam, allora che stronzetto, aspetto, qua la faccia, allora, vestiti, allora, abiti quotidiani, chiaramente questi, cioè, nel quotidiano comunque dobbiamo essere sempre eleganti. Poi, abiti formali, Sasto! un bel smoking, eccolo qua, il nostro comendone. Poi da notte, eccolo Su. qua, l'orologio sempre immancabile del comendone. Sportivo, eccolo Sasto! qua, guarda che bello, mamma, se la tira un po' però il mio sim, E costume da bagno, magari a questo fisichetto, va bene dai, accontentiamoci. Ok, e chiaramente sempre anche in acqua con l'orologio, questo è poco ma sicuro. Poi allora, il carattere, allora, cibo preferito il salmone, musica elettronica no, però ma non c'è rock. Stiamo sul classico, dai, colore arancione, la voce è questa, segno zodiacale Acquario, tratti dei desideri, allora, sono ambizioso, charismatic, geniale, perfezionista e snob, praticamente sono un figo. Woo! E il mio sogno, il mio desiderio vitalizio è leader del mondo libero, quindi raggiungere il livello 10 della carriera politica. Ok, carrierone politica per il Comendone, che chiaramente anche è uno dei miei sogni, però vabbè. Niente raga, adesso andiamo a creare la mia moglie, la mia zoccolona. Quindi adesso stacco perché ci metto tanto a creare. Raga, abbiamo finito anche la Comendina veneziana, eccola qua, guarda che zoccolona ragazzi, veramente uno anche questa bionda occhi azzurri ragazzi, veramente siamo una famiglia svedese praticamente. Bene. Bel troione cazzo. Vabbè, qua i capelli, le robe, ora gli abiti. Quello formale ho messo questo che mi piaceva, però poi insomma posso anche crearne di nuovi e che adesso non ho tantissimo tempo. Poi abito formale, ecco, bella, elegante, quasi una sposa, guarda che bella. Da notte, Dag. eccola, così mi ispira cose positive. Sportiva, Snar. Kushla. ecco. E il costume da bagno, il costume la voglio sempre così ragazzi, cioè, sempre così. Cioè la Comendina veneziana deve stare sempre così. Bella. Poi personalità, ho messo abile a baciare perché ragazzi ho bisogno di baci di un certo tipo. Poi ama la famiglia, artistica, carismatica e perfezionista. E come desiderio vitalizio ho scelto sim rinascimentale, cioè deve essere brava, deve riuscire a raggiungere il livello 10 in 3 abilità diverse. Cioè voglio una moglie coi controcazzi, cioè deve saper fare tante cose. Poi cibo preferito spaghetto, musica preferita classica, colore preferito bianco, voce quella là, segno zodiacale anche lei Acquario, così non ho sorprese di avere sim pazzi, perché io ho giocato dei Sims però senza sta cosa, non so se il segno zodiacale influisce in qualche modo. Allora, Acquario, ok, a posto. Adesso devo creare il pupetto, nostro figliuolo. Eccoci qua, questo è il pupetto veneziano, eccolo qua il nostro pupetto, c'è anche lui praticamente uno svedese, eccolo qua, guarda che piccolo. Allora, abiti, chiaramente solo 3 chance, allora abiti formali questi, e solo 3 possibilità, perché è ancora piccolo, questi sono abiti quotidiani, e questo l'abito da notte, eccolo qua, sto pupettone obeso.
Poi come tratti ne puoi mettere solo 2. Ho messo atletico e coraggioso, diventare una stella del calcio, la stella dell'AC Milan di Milano. Poi ho messo cibo preferito aragosta, musica preferita pop, colore preferito verde acido. Come segno zodiacale leone. Sì, sono un po' indeciso in realtà, pensavo di mettere la bilancia che era il segno di Sheva, però ho detto dai mettiamo leone, così è molto più... Insomma, visto che ho 2 acquario, io e mia moglie, al bamboccio, mettiamo leone. Vuol dire che è nato a luglio circa, se non mi ricordo male. Allora, Lion. Boh. Perfetto. Allora. Cosa si sta sparando il bamboccio? Aspetta. Guarda che bella, guarda. Oh, mia moglie è una troiona, ragazzi, storica. Modifica le relazioni? No, giusto. Aspetta un secondo però che dopo non mi ricordo se posso, perché vorrei controllare solo il Comenda, e se lo controllare tutti e 3 veramente è un disastro. Ok. A posto. Su. Eccoli qua. La famiglia veneziano. Controlliamo tutto sia a posto. Perfetto. Accetto. La famiglia veneziano è pronta. Adesso ragazzi devo creare la casa perché... Cosa fa il Comendone? Tanto posso comprarmi una terra, chiaramente. Spero. Aspetta un attimo. No, non voglio una casa già pronta, ragazzi. Guarda che mi girano i coglioni. Aspetta un attimo. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo niente. Madonna, sono una pippa. Aspetta. Non gioco a The Sims da 29 anni. Però voglio un terreno. No. No, non mi ricordo. Aspetta un secondo. Ecco, questi qua. Il veneziano. Ok, ma... una volta c'era un terreno, non ho più terreni. Ah, forse buttavo giù la casa. Allora, vi spiego ragazzi. Allora adesso io prendo una casetta qua del cazzo, poi butto giù tutto e pensavo di partire così. Ci sono un po' di trucchi là per decidermi. Mi creo una casa piccolina però con tutte le cose più importanti. Poi tengo pochi soldi, trovo lavoro e comincio la carriera. Cioè la carriera. Comincio a vivere insomma. Però voglio una casetta fatta da me perché quelli ragazzi iniziali sono una cosa orrenda, cioè fanno cagare. Allora, beh, scegliamo una casetta e poi la buttiamo giù. Dopo, insomma, ecco. Potrei fare un video con la costruzione della casa anche. Che se mai viene un po' lungo, vediamo un attimo. Facciamo. Ho bisogno di un terreno grande. Cioè, grande, quantomeno c'è questa, dai. Mi sembra buona. Vabbè, andiamo di questa. Acquista. Ok. Dai che ci siamo, questo primo video, insomma, creazione famiglia. Oh, la 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 la. Da tenere le fada, amore mio. Ok. Non me ne frega un cazzo del tutorial. Pausa. No, aspetta, pausa, fioi. Non rompiamo il cazzo adesso. Ok. Perfetto, il bambino dov'è?
Eccolo qua per terra. Buono raga, allora adesso io butto giù tutto questo, butto giù tutto e mi creo la casetta con i soldi che so con i trucchi che ho qua sul giornale. Avevo un giornalino Game Informer e avevo sti cazzo di trucchi, ma comunque si trovano anche su internet. Buono raga, con questo video primo ciao raga. Con questo primo video di The Sims è tutto. Alla prossima. Ciao!